Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima giravolta con veloce Ecuador CR dall'esterno, contratto da Embayador, all'interno ancora Esmeralda Gar, passa Embayador nei confronti di Esmeralda che sbaglia e così Embayador in vantaggio nei confronti di Ecuador CR al suo esterno. Numero In terza 2 posizione Esmeralda rimane Gar, Esplosivo GSO, squalificato. poi sbaglia Ecuador CR. Embayador in vantaggio nei confronti di Esplosivo Numero GSO, 5 terza Ecuador posizione CR, per El Mojet, squalificato. quarta per Eldorado Nap. Alla retroguardia c'è Eta Beta Spritz, 31,1 per i primi 400 metri del favoritissimo Embayador che ha preso la testa, ha sbagliato uno dei principali rivali, ovvero Ecuador CR, ed è anche una ventina di metri avanti al secondo che è Esplosivo GSO. Muove dopo 600 metri in 47,5 Eta Beta Spritz che cerca di portarsi in scia ad Embayador in breve. Prova Carmine Piscoglio a scavalcare tutto il treno che segue a distanza Embayador, prova a contrarlo Natale Cintura con Esplosivo GSO. E intanto c'è stato un primo giro in 1.3.4, Embayador in vantaggio, Eta Beta Spritz al suo esterno, il primo chilometro se ne va in 1.18.7, rimane a contatto Esplosivo GSO mentre perdono terreno sull'accelerazione El Mojet ed Eldorado Nap. Insiste Eta Beta Spritz all'attacco di Embayador, gli dà un severo attacco sotto alle tribune, addirittura 29,2 questi 400 metri, Embayador davanti, Eta Beta al suo esterno, Esplosivo che ha perso qualche battuta, poi Eldorado Nap che passa quarto su El Mojet, la curva di destra passata ancora in 14,8 con Embayador in vantaggio, Eta Beta Spritz che si mette in scia perché l'avversario accelera ulteriormente. Embayador in netta evidenza, scava un paio di lunghezze nei confronti di Eta Beta Spritz, c'è un altro 29, cioè 58,2 questi 800 metri intermedi a metà della curva finale. Embayador è in fuga per la vittoria, Eta Beta Spritz è seconda, poi Esplosivo GSO attaccato da Eldorado Nap per la terza moneta. Embayador che se ne va a vincere come vuole. Embayador domina a piacimento nei confronti di Eta Beta Spritz, mentre per il terzo posto Esplosivo GSO si difende da Eldorado Nap. 31 a chiudere, 1.16.1 ragguaglio cronometrico. Il successo di Embayador, Roberto Vecchione per il Team Elert e i colori della scuderia Zaconjo vince il figlio di Maharaja e Oudri dei Veltri in facile percorso di testa, subisce l'attacco di Eta Beta Spritz che però poi si deve adeguare al secondo posto, nettamente terzo Esplosivo GSO.